Diciamo che la situazione viene tenuta sotto controllo, c'è il confronto anche con i carabinieri e con la questura e se devono essere attivati delle azioni e degli interventi saranno immediatamente posti in essere. Conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul sito di H-Farm la sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli, che sul punto si è confrontata anche con la prefettura di Treviso. Del resto il caso della docente libanese che ha inneggiato a Hitler ha fatto il giro non solo d'Italia, scatenando l'odio anche nei confronti della dirigenza del campus. Decine di messaggi infuocati sono comparsi sulle pagine social, leoni da tastiero che altro, che hanno messo nel mirino anche H-Farm, che pure ha sospeso la professoressa non appena venuta a conoscenza di quella storia prima pubblicata e poi rimossa da Instagram. Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei, la frase che faceva riferimento al conflitto tra Israele e Hamas e per la quale l'insegnante si è poi scusata giustificando un coinvolgimento emotivo. Il destino di Hanan e Hamoud però sembra segnato. L'attuale sospensione sarebbe solo il primo passo per la fine del rapporto di lavoro e a poco servirebbero le scuse. Il licenziamento è quindi imminente. Dobbiamo anche essere netti su una questione, e cioè la frase scritta è aberrante e quando è pronunciata da un insegnante ha un ulteriore valore e quindi diciamo che aggiunge anche una questione morale e intellettuale che non va sottovalutata. La stessa comunità roncadese, per bocca dei suoi amministratori, ribadisce un concetto. A Roncade non c'è spazio per l'odio e quindi quando questo si evidenzia anche in forme, si palesa in forme così grave, è bene assolutamente stopparlo nell'immediato.